Siamo con Enzo Zottoli, allenatore del Samassi. Allora, non poteva avere un esordio migliore, vittoria sul campo della Nuorese sotto i 2 gol. Come avete riacciuffato il risultato, insomma? Io ho detto, mi scuso innanzitutto per la mancanza di voce, ho urlato moltissimo. Sono proprio le sfide che esaltano questo qua. Gli ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, anche se siamo andati sotto di un gol, e quindi il primo tempo già il lavoro durante la settimana era stato di riprendere un po' l'autostima bassa, no? 14 risultati senza vittorie, quindi erano un po' con il morale sotto i tacchi, quindi li ho tranquillizzati, gli ho detto di continuare così anche se avessero preso il secondo gol. Detto fatto, hanno preso il secondo gol su un errore banale nostro, però non hanno mai mollato. Chi ha visto la partita potrebbe pensare anche che abbiamo vinto su palla inattiva, non è vero, perché poteva essere ancora più rotondo il risultato se nelle ultime 2 azioni Iannini avesse messo la palla dentro, l'ultima addirittura tu per tu con il portiere. Quindi una vittoria, io dico, meritata per l'impegno, per lo spirito di sacrificio e abnegazione. Avevo 4 tra virgolette titolari mancanti. Venerdì l'attaccante che, diciamo così, di riserva, un giovane con la varicella, quindi 5. Ecco, nelle difficoltà, insomma, vi siete ritrovati. Sì. Ecco, mister, come ha visto la Nuorese invece, che sappiamo è un'altra squadra rispetto al girone d'andata? Lei peraltro è stato protagonista tempo fa con una corazzata della vittoria del campionato col Salluri, giusto? Sì. Ecco, secondo lei che cosa manca alla Nuorese per tornare a certi livelli? È stato ovviamente di fatto l'organico, secondo lei in che cosa deve migliorare? Beh, è ovvio che quando si cambia in corsa non è mai facile, anche per l'allenatore, il cambio dell'allenatore, il cambio dei giocatori, una squadra di una città così importante che parte ai nastri di partenza con un certo tipo di squadra e con un certo tipo di campionato, chi subentra eredita tutte queste cose. Forse è più facile per me, che comunque sia navigo già in brutte acque. La Nuorese invece partiva in essi di partenza da protagonista, si trova in questa situazione, non è facile, però ho visto che i giovani che ha lottano, sono caparbi, credo che non abbiano problemi nella salvezza diretta, sì, per quello certo non possono certamente aspirare ad un campionato da protagonisti così come era all'inizio. Certo. Anche perché le altre squadre ormai, penso che le 2 o 3 che vanno per il campionato sono andate. E come se una valutazione sul campionato di Vicenza rispetto a quando l'ha vinto lei, che differenza è nota dal punto di vista della qualità? Non tanto sulla qualità, diciamo che lì era racchiuso ai nastri di partenza, c'erano quelle 3-4 squadre che hanno rispettato subito diciamo così, i favori del pronostico. C'era il Salluri, c'era il Samassi, c'era il Porto Torres, San Teodoro e così il Seladus. Quelle 4-5 si sono staccate subito. Quest'anno invece il padrone non ne ha avuto il campionato, ci sono stati i problemi della Torres, poi ha rifatto la squadra, i problemi della Nuorese. Anche il Sant'Elia ha avuto una fase di difficoltà all'inizio. Sì, all'inizio, il cambio dell'allenatore del Sant'Elia, il Fertilia che è partito bene, poi ha avuto una fase di stasi, l'hanno recuperato, insomma padroni non ne ha avuto, invece noi dalla seconda sconfitta, cioè alla quinta di ritorno, avevo già 17 punti di vantaggio, insomma il campionato è tutta un'altra cosa. Ecco, invece che differenza è nota nel calcio che si gioca nel Cagliaritano rispetto a quello magari del centro del Nord Sardegna? Si dice che si sia molto più grintosi, più agonisticamente preparati magari rispetto alle squadre del Cagliaritano che giocano più a calcio? Beh, penso che sia così, ma per un semplice fatto: io ho fatto 17 anni di settore giovanile, lì diciamo scuole calcio se ne sono di più come numero, a parte il più alto numero di giocatori, essendoci di più come base e qualche maestro in più come numero, è facile trovare un maggiore qualità tecnica, no? Però quel numero, anche se un po' ridotto rispetto alla zona del Campidano, diciamo così, anche se ridotto, ma io quando ho allenato la rappresentativa l'ho potuto notare, sono buoni, insomma, sono di qualità, sono meno rispetto come numero soprattutto, però dalla loro hanno
diciamo così, maggiore grinta, maggiore spirito di sacrificio, c'è più come squadra, c'è più un'unità di intenti, mentre nel cagliaritano se si subisce qualche contraccolpo le squadre si sgretolano facilmente, certo. Proprio perché, diciamo così, ci sono molte più influenze esterne. Invece magari una squadra racchiude 4-5 del posto, quando si tratta del Nord Sardegna 4-5 ci tengono a far bella figura. Certo. Nel cagliaritano, come voi sapete, magari ce ne sono 10 di fuori, uno, massimo 2 che, del posto, certo, che fanno tutta la trafila. Ecco, mister, un'ultima valutazione per la salvezza. Ovviamente il Samassi c'è, secondo lei qual è la quota che bisogna raggiungere per essere tranquilli? Non la conosco, ma sicuramente è più alta rispetto al passato. Non essendoci una regina del campionato, sicuramente si distribuirà, sarà più diluita e quindi sale sicuramente la quota salvezza. Poi ci sono tre gestioni dirette più 2 nei playout, sarà una bella lotta, è una sfida. È una sfida interessante, ecco perché a me non piace fare campionati anonimi, quindi anche se là dietro... Le motivazioni le trova sicuramente. Sì, e le trasmetto, mi auguro. Assolutamente, per 90 minuti non è stato zitto un attimo. No, ho trasmesso la mia esperienza, gli ho detto ai ragazzi, devo far crescere in fretta l'autostima, c'è poco tempo perché pronti via sta, cioè 7 giorni per preparare anzi 5 giorni per preparare la partita. 5 giorni per 3 punti possiamo dire. Certo. Va benissimo, noi ringraziamo Enzo Azzurro, il mister del Samassi, ovviamente complimenti per questo impatto con il campionato di eccellenza dove lei è ritornato e speriamo insomma che il Samassi possa raggiungere la quota salvezza naturalmente al più presto. Anch'io me lo auguro, speriamo bene, incrocio le dita. Grazie mister, arrivederci.